Non si sono fatti attendere i provvedimenti contro i tre violenti protagonisti della rissa di sabato sera in Piazza dei Signori a Padova. Il questore Marco Dorisio ha disposto la misura del DASPO urbano di 3 anni e l'avviso orale per il 17enne e il 27enne egiziani. Per il terzo coinvolto, un 21enne italiano, invece il foglio di via obbligatorio per 4 anni dal comune di Padova e il DASPO urbano di 3 anni dalle piazze del centro storico. Tutti e tre sono già noti per precedenti per spaccio e porto abusivo d'armi. La lite era esplosa intorno alle 23 in Piazza dei Signori, un banale litigio che era degenerato in violenza con calci e pugni e lanci di bottiglie per colpa del forte stato di alterazione alcolica dei tre ragazzi. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di altri giovani presenti in Piazza dei Signori, a quell'ora molto affollata per la movida del fine settimana. Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno continuato i controlli nel centro storico della città, individuando in Piazza delle Erbe uno dei giovani coinvolti. Gli altri due invece sono stati bloccati poco lontano. I tre ragazzi sono stati portati in questura ed identificati e poi denunciati per rissa e lancio pericoloso di cose. Vista la violenza della lite, il questore Marco Dorisio ha attivato l'ufficio immigrazione per verificare la posizione del 27enne egiziano sul territorio nazionale.